Mentre i carabinieri scavavano nel giallo della scomparsa di sua moglie, Igor Solai nascondeva un altro terribile segreto. Il 43enne di Sasperate, già condannato all'ergastolo per il femminicidio di Francesca Deida, è stato condannato proprio oggi a Cagliari per violenza sessuale su una minore di 15 anni. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Storie come questa scuotono profondamente la nostra Sardegna. Se vuoi sostenere l'informazione sulla nostra terra e aiutarmi a diffondere la verità su questo caso, lascia un like al video e iscriviti al canale. I fatti sono emersi durante le ricerche del corpo di Francesca, scomparsa il 10 maggio 2024 e ritrovata mesi dopo in un borsone nelle campagne tra Sillai e San Vito. Proprio mentre gli inquirenti indagavano suo marito, lo hanno sorpreso a letto con una ragazzina di appena 15 anni, figlia di amici di famiglia. Oggi la giudice di Cagliari, Elisabetta Patrito, ha inflitto a Solai 1 anno e 4 mesi di reclusione per quel reato. Nonostante la gravità, il tribunale ha riconosciuto l'attenuante del fatto di lieve entità, disponendo una provvisionale di 10.000 euro per la parte civile. 1 anno e 4 mesi che si aggiungono al fine pena mai. Una sentenza che arriva in un clima di tensione altissima, mentre la difesa continua a negare la premeditazione del femminicidio. Questa storia non è solo un caso giudiziario, è una ferita aperta per tutta la comunità di San Sperate e per l'intera Sardegna. Ci ricorda quanto il male possa nascondersi dietro la normalità di una cena tra amici di famiglia. Mentre attendiamo il verdetto d'appello del 20 marzo a Cagliari, resta il peso di una vicenda che non sembra finire mai. Cosa pensi di questa nuova condanna per Igor Solai? È una pena commisurata a ciò che è accaduto? Fammi sapere la tua opinione nei commenti. Metti like e iscriviti per non perdere i prossimi sviluppi dalla Sardegna. Grazie di cuore per aver seguito questo video. Un caro saluto e passi una stupenda giornata. A presto.